realizzando una rassegna che in realtà anticipa poi una retrospettiva per Dario Argento al Lincoln Center di New York e ha restaurato digitalmente 17 dei suoi film. La mia curiosità era sapere proprio perché Dario Argento. Allora, questa scelta è stata fatta per due motivi. Noi da una parte abbiamo una missione di conservazione, di restauro e di restituire di conservare le pellicole e di restituire le pellicole nel loro splendore. Nel caso di Dario Argento è stato fatto nel modo più perfetto, lo vedrà il pubblico, ha restituito colori, suoni e tutto quello che colpisce lo spettatore. Dall'altra parte noi abbiamo un impegno a portare la promozione internazionale del nostro cinema all'estero. Quindi dopo tanti maestri più classici abbiamo pensato con il Dipartimento che si occupa dei restauri dell'internazionale, che è capitanato da Camilla Cormanni e da Paola Ruggero, di portare anche un maestro che fino a poco fa è stato considerato di genere, ma che per noi è un maestro tout court del cinema italiano, molto conosciuto all'estero, molto riconosciuto e amato all'estero. Speriamo che oltre le nuove generazioni che già lo amano, riportarlo anche qui in Italia con una piccola quota dei film che presenteremo al Lincoln Center sia anche un modo per riparlare della sua grandezza. Io ho un ricordo nitido di quando ho visto per la prima volta i film di Dario Argento, ricordo dove ero e con chi ero. Sì. Lei ha un'esperienza simile? Assolutamente, io credo che tutti l'abbiano, perché man mano che ci parliamo qui, io ho L'uccello dalle piume di cristallo, mi ricordo lo vidi da abbastanza piccola in un'arena cinematografica al mare e sono rimasta 7 notti sconvolta, chiusa dentro la stanza molto sospettosa, e poi gli altri sono venuti dopo. Io per anni non ho voluto vedere Profondo Rosso perché avevo paura, mi faceva troppa paura perché sono una persona abbastanza fifona, già la musichetta da sola mi inquietava, quindi penso che tutti abbiano delle esperienze di questo genere. E quindi non è un amante del genere horror? A me piace, ma ho quella forma così un po' mi piace anche un po' avere paura, quindi poi alla fine lo vedo. Poi lui veramente, adesso al di là della retorica, è davvero un grande maestro, perché lì trovi delle citazioni di arte, delle musiche stupende, trovi anche dei luoghi della città rivisti in una maniera totalmente originale, no? Come i quartieri, io sono di Roma, i quartieri di Roma sono davvero visti in una maniera strana. Adesso io per tanto tempo non volevo mai più passare per Piazza Mincio davanti alla casa, quindi Poco fa ho intervistato Dario Argento che appunto mi parlava del fatto che a New York ci sarà un'attività frenetica, dice non saprò come fare. Lei andrà lì o ci sarà qualcuno di Cinecittà appunto che accompagnerà in questo sicuramente le viaggio? persone che si sono occupate della retrospettiva e dei restauri saranno con lui e lo accompagneranno per tutte le attività frenetiche. Io conto di andare con gli impegni insomma, che ho solamente per l'inaugurazione i primi 2 o 3 giorni e poi dovrò tornare a Roma, ma lo lascio in buonissime mani, quindi... Ieri sera abbiamo visto i David che finalmente sono tornati a Cinecittà, è stata una serata insomma bellissima nell'antica Roma e la diretta, insomma, però in questi mesi abbiamo visto Cinecittà che in realtà è impegnatissima su più fronti, quindi cos'è che ci dobbiamo aspettare nel futuro più immediato? Beh, noi siamo molto impegnati, siccome siamo una diarchia, siamo in due, cioè l'amministratore delegato ed io mi occupo delle deleghe culturali, quindi mi occupo di tutta quella parte lì, lui si occupa della parte commerciale, della parte industriale e quindi mettendo insieme questi due pezzi che poi sono un'anima unica di Cinecittà e dell'Archivio Luce, contiamo di portare Cinecittà con i piedi ben affondati nel passato ma verso il futuro. Le faccio un'ultimissima domanda, lei che spettatrice è? Quali sono i suoi registi, i suoi generi preferiti? Ah beh, io in realtà sono più di tutto una lettrice, quindi a me piacciono soprattutto i film che sono tratti da libri, non so, a me piace quel che resta del giorno, ecco, uno dei miei film preferiti. Sono un po' noiosa come gusti, però sono onnivora, vedo di tutto, vedo tantissime serie televisive anche, perché il mio passato è proprio nel settore dell'audiovisivo, vedo tanto, vedo tutto e adesso sto imparando a vedere da pochi anni documentari. Grazie mille per il suo tempo. Grazie a voi.